Patente e libretto, armati di fucile, pistola Glock, vestiti da militari con mimetica, giubbetto antiproiettile, elmetto, giberne, provvisti di cartucce e visori notturni, fermavano le auto in transito su Via Volta a Ponzano. Protagonisti due quindicenni di Treviso che con armi da soft air, fedelissime alle originali, hanno pensato di seguire un trend social, una challenge, fingendosi militari improvvisando un posto di blocco. Erano le 17:30 di giovedì quando un signore a passeggio con il cane ha notato nella luce soffusa dei lampioni di sera due militari che camminavano armati di tutto punto per il paese ma privi di vettura. Insospettito ha allertato la polizia locale che ha colto in flagrante i due mentre fermavano un'auto al cui conducente veniva chiesto di mostrare patente e libretto. Quello che è successo è davvero sconcertante. Questi ragazzi non si sono resi conto che non era solo un gioco, è stato un atto, ritengo, scellerato perché poteva portare a conseguenze anche peggiori. Armi, seppur finte, che sembravano vere, avessero fermato magari un malintenzionato, un ladro in fuga, visto il periodo anche sfortunato, questo periodo autunnale preserale in cui avvengono i colpi nelle case, o magari un agente di commercio che magari tratta preziosi e che ha armi con sé, a fronte di una persona che ti punta una pistola e che magari comprendi che effettivamente non è un carabiniere o non è un altro addetto alle forze dell'ordine, chissà che reazioni poteva capitare. I due minori fermati dalla polizia sono stati condotti in ufficio e, sentito il magistrato dei minori, denunciati a piede libero per minacce e usurpazione della funzione pubblica e riconsegnati alle famiglie. Non fa sconti il sindaco Baseggio. Io credo che manchi qualcosa in questa società, in questi giovani, ma anche nelle famiglie, perché non può essere che non ci si accorga che tuo figlio abbia armamenti del genere, vestiario del genere ed esca a fare bravate del genere. Non possiamo dar sempre la colpa alla noia, alla mancanza di iniziative e di proposte. Qui mancano dei valori e ci si affida troppo spesso ai social, a questo mondo virtuale. La scelta fatta tantissimo tempo fa di togliere il servizio militare è stato un errore per quanto mi riguarda. Adesso bisognerebbe tornare in tempi brevi ad attivare un servizio che possa essere di servizio civile,